attenzione, non che tu ce l'hai con lui, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Voi sapete che noi abbiamo questa cosa quando facciamo l'offertorio. Sapete che nel rito ambrosiano a Milano il segno della pace lo fanno al momento dell'offertorio, proprio il ricordo di questa cosa che dice Gesù nel Vangelo. Sapete perché ci scambiamo il segno della pace prima della comunione, secondo voi? Che è un gesto simbolico? Si potrebbe anche non fare, d'accordo? Io potrei anche passare direttamente all'agnello di Dio senza dire scambiatevi un segno di pace, perché è un gesto simbolico, ma è un gesto significativo. Perché secondo voi ci scambiamo un gesto di pace prima di fare la comunione? State attenti, perché la liturgia è intelligente, perché se tu non stai in pace con tutti, tu non ti puoi fare la comunione. Quindi non soltanto che se qualcuno ti ha fatto qualcosa tu lo devi già aver perdonato, se no non puoi andare a ricevere Gesù. Ma se qualcuno ce l'ha con te, qui dice, trova il modo di riconciliarti. Perché dice così? Perché se ce l'ha con te, probabilmente gli hai fatto qualcosa. Quindi non devi perdonare, ma forse devi chiedere scusa. E devi andarci a chiedere scusa. Capite? Se no, non solo che non ti puoi fare la comunione, ma non puoi partecipare neanche all'offertorio, perché su quell'offerta Dio si gira dall'altra parte. Perché se non stiamo in pace con tutti, Dio non sta in pace con noi. Capite? Quanto è importante? È bellissimo questo discorso, dobbiamo molto approfondirlo. È Gesù, non sono io, ripeto, lascia il tuo dono. Voi sapete quante volte a me è capitato da prete di trovare situazioni, dice: ah padre, ho litigato con mio fratello e non ci parlo più. E gente che si fa tranquillamente la comunione. Io ho celebrato funerali e familiari stretti tipo figli o fratelli non sono andati al funerale della madre o del padre o del fratello o della sorella, e la domenica dopo stavano in chiesa a farsi la comunione. Ma che sei matto? Cioè, io sto sempre zitto perché non ti puoi mangiare io le persone, ma se tu ce l'hai a morte con tuo fratello e con tua sorella, con tuo padre e con tua madre, ci puoi 100 miliardi di buone ragioni, ma tu ti puoi fare la comunione. Prima fai pace e poi fai la comunione. Capite? I peccati mortali non è soltanto commettere gli atti impuri, come vedete, cioè, perché la gente si pensa che il peccato mortale è soltanto commettere gli atti impuri. Se non faccio gli atti impuri non faccio peccati mortali. Ma chi l'ha detto? Qui già il nostro Signore ce ne ha detti 2 o 3 grossi. Poi altra cosa, vedete lo stile, mettiti d'accordo con il tuo avversario, non ti metti a fare guerre. Quando c'è una lite, una contesa, mo adesso no, mo te faccio vedere io, c'ho ragione, e te metti a litigare e discuti, oppure lo porti in tribunale, come per esempio. Questa non è roba per noi. Dice mettiti d'accordo, perché se te metti a litigare, qui dice Gesù, e poi le cose vanno storte, a te ne stai in galera fino a quando non paghi fino all'ultimo spicciolo, d'accordo? Quindi il nostro stile non è litigioso, che si appiccicano le cose, mo la faccio pagare, qua, ma io ho ragione. Che ci fai la ragione? Mia madre diceva te la fai arrosto la ragione, d'accordo? Calma, c'hai ragione, pazienza, subisci il torto ingiustamente, lo offri al Signore, ti ricompenserà in grazie in questa vita e in gloria nell'altra. Non fa niente, non è il nostro stile quello lì di essere, ecco. E con questo abbiamo finito, vedete, il quinto comandamento. Quindi non è soltanto non ammazzare, dire stupido, arrabbiarsi, dire pazzo, qualcuno ce l'ha con te, non ci hai fatto pace, oppure c'hai dei modi troppo aggressivi per risolvere le cose, tutta roba del quinto comandamento. Poi, sesto comandamento, non commettere adulterio.